37enne mantovano uccide a coltellate il padre durante una lite e poi scappa braccato per tutta la notte dalle forze dell'ordine e si consegna in mattinata al posto di polizia dell'ospedale di Verona. Il delitto di Villorba dopo la festa di addio al celibato, tra poco in carcere l'interrogatorio di garanzia del rumeno e dell'albanese fermati per la mattanza. Intanto ieri sera il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha deciso di intensificare i controlli in zona. Incendio in uno spogliatoio dell'albergo, notte di paura per i 153 ospiti di un hotel di Abano Terme, fatti evacuare dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Padova e l'incubo spaccata, nella notte un altro colpo, il 30° in 2 mesi, nel mirino finisce il bar della figlia del presidente di Ascom. Il governo non dialoga con noi, c'è solo molta litigiosità e troppi spot, così il nuovo attacco del presidente di Confindustria Venezia Rovigo Marinese ieri sera a Ring. Angoscia per la sorte di un 72enne di Oderzo scomparso dopo essere andato a funghi nella zona di Passo San Boldo, ricerca in zona. L'appuntamento con lo sport da oggi, torna la Champions League e il grande calcio in prima serata. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali dunque in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli, la cronaca di una fuga iniziata questa notte a Mantova e che è terminata stamane al posto di polizia dell'ospedale Borgo Trento di Verona, dove si è consegnato di fatto alla polizia Paolo Vignali, 37enne, che la scorsa notte a Mantova ha ucciso a coltellate il padre Nicola, 62enne, un imprenditore, al termine di una furiosa lite nell'abitazione della famiglia e sotto gli occhi della madre. Il 37enne ha prima colpito la testa con un oggetto contundente, il padre poi lo ha finito a coltellate e appunto ha scappato con la sua auto, braccato per tutta la notte dalle forze dell'ordine. Ha concluso la sua fuga in mattinata, dove si è consegnato di fatto alla polizia ed è stato arrestato stamane appunto a Verona, a Borgo Trento. Tutti i dettagli poi di questa vicenda nel corso del telegiornale del Veneto a partire dalle 18:30. E di un altro omicidio parliamo, un omicidio che sta facendo discutere da giorni, la cosiddetta mattanza di Villorba, il massacro dopo la festa di addio al celibato. Tra poco in carcere a Treviso l'interrogatorio di garanzia del rumeno e dell'albanese fermati per il massacro di Villorba. Intanto ieri sera c'è stato il Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico convocato d'urgenza dal prefetto per decidere una intensificazione dei controlli in zona. Ma è stata decisa l'intensificazione dell'attività di controllo del territorio. Già le zone di Villorba erano peraltro ricomprese in quello che è il piano di controllo coordinato del territorio con passaggi frequenti. Questi passaggi verranno incrementati col coinvolgimento ovviamente anche della Polizia Municipale di Villorba. Ieri sera il Comitato Ordine e Sicurezza, convocato d'urgenza dal prefetto Maria Rosaria Laganà all'indomani della mattanza, ha deciso il potenziamento dei controlli nel quartiere di Fontane di Villorba, teatro della tragedia, controlli finalizzati a mantenere l'ordine pubblico e ad allontanare il rischio di qualsiasi vendetta o ritorsione, ma quello che verrà avviato sarà un vero e proprio passare al setaccio appartamenti e posizioni anagrafiche e lavorative dei residenti, soprattutto stranieri, nei condomini di Largo Molino. A ciò si aggiunge anche l'intensificazione di controlli che verranno di carattere amministrativo, che verranno fatti dal Comune attraverso la Polizia Municipale e gli uffici amministrativi preposti per verificare la situazione abitativa all'interno di questi 2 complessi che il Sindaco ha segnalato, che sono nelle immediate vicinanze del luogo in cui sono verificati i fatti di sabato. Intanto si attende l'interrogatorio di garanzia oggi nel carcere di Treviso dei 2 26enni fermati, Florin Stingaciu, rumeno, e Rubin Xica, albanese, accusati di omicidio in concorso e duplice tentato omicidio. Un episodio di inaudita violenza, quello di sabato notte, che non ha mancato di sollevare la polemica politica, con il governatore Zaia che commenta così. È vergognoso, è tolleranza zero, è l'unica soluzione per mettere a posto sto paese, tolleranza zero. E adesso gli attimi di paura vissuti la scorsa notte ad Abano Terme, in un albergo, 153 persone evacuate per un rogo scoppiato appunto all'interno della struttura.
Le fiamme sono divampate nel cuore della notte da uno spogliatoio dell'albergo. A prendere fuoco, come sarà poi appurato dai vigili del fuoco, era stato un asciugacapelli. Il fumo ha immediatamente fatto scattare l'allarme antincendio, svegliando di soprassalto tutti i 153 ospiti e il personale dell'Hotel Helvetia. Erano circa le 4 del mattino quando in via Marzia, ad Abano Terme, è arrivato un contingente di 4 automezzi e 14 operatori coadiuvati da un funzionario dei vigili del fuoco di Padova. I pompieri hanno aiutato i turisti, tra cui molti anziani, ad uscire dall'albergo, mentre altri operatori mettevano in sicurezza l'elettrodomestico, che oramai si era consumato e spento da solo. Dopo una verifica accurata di tutti i locali e non rilevando più alcun pericolo, i turisti ospiti della struttura sono stati fatti rientrare nelle proprie stanze. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all'alba. Da un incendio all'altro e parliamo del principio di incendio che ieri mattina ha tenuto col fiato sospeso molti residenti di Venezia, perché a venire colpito era il teatro La Fenice di Venezia. Come sappiamo, fortunatamente tutto si è risolto senza danni alla struttura, 2 persone intossicate, ma il giorno dopo la paura scattano le polemiche. Sentiamo perché, ce lo dice il nostro Tommaso Stoppa da Venezia. Tommaso. Buongiorno a tutti da Venezia, dove l'indomani del nuovo incendio al teatro La Fenice, dopo quello tragico del 1996, è il giorno delle polemiche che riguardano non tanto le conseguenze di quanto avvenuto, che fortunatamente non sono state particolarmente gravi, ma tutte le procedure che ci girano attorno. Il prefetto Vittorio Zappalorto, che ha convocato immediatamente un vertice, ha reagito a caldo in maniera piuttosto irritata. Dopo quello che è successo nel 96 ha detto: cose come questa non dovrebbero accadere, è sconcertante che l'allarme sia arrivato dal di fuori, perché ricordiamo che i primi a chiamare i vigili del fuoco sono state persone che abitano di fronte e che hanno visto il fumo dall'esterno. Secondo la prefettura, chiaramente invece avrebbero dovuto i sistemi di sicurezza del teatro rilevare immediatamente e per primi questo incendio. Legata a questo la interrogazione che per la verità era stata fatta circa una settimana fa dai consiglieri del gruppo misto Renzo Scarpa e Ottavio Serena per quanto riguarda la rete antincendio che nel centro storico di Venezia non è ancora stata completata, nonostante siano anni che si parla di questo tema, e giustamente dicono: se questo accadimento fosse avvenuto non alla Fenice, che fortunatamente è coperta da questa rete, ma in un'altra zona del centro storico, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi e quindi quest'opera non può più essere rimandata o dilazionata. Per il momento è tutto, ma ulteriori aggiornamenti su questa vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa, restiamo a Venezia, ci spostiamo però a Bibbione, ancora un incendio, questa volta in una lavanderia e ci racconta quanto accaduto Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Bibbione, dove ieri in tarda serata ci sono stati non pochi momenti di preoccupazione per un incendio divampato da una lavanderia. L'allarme ai vigili del fuoco è arrivato intorno alle 21:15, immediato poi l'intervento degli operatori in via Maia, dove c'era appunto questa lavanderia, con 2 squadre giunte da Porto Gruaro e Latisana. Compito dei vigili del fuoco è stato quello di sanare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sul posto i proprietari hanno fornito ai pompieri le chiavi della porta di ingresso per favorire tutte le operazioni di soccorso. L'attività, quando si sono propagate le fiamme, era vuota, insomma era chiusa, quindi non c'era nessuno all'interno, per cui nessuno è rimasto ferito. Ora è compito dei tecnici dei vigili del fuoco valutare quali siano state le cause che hanno portato allo scaturire dell'incendio. Da Bibbione è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. A Padova adesso per parlare dell'incubo spaccate che non si ferma ogni giorno, quasi ogni giorno, meglio un colpo ogni 2 giorni, visto che parliamo di la 30ª spaccata in 2 mesi e l'ultimo colpo vede anche una vittima particolare. Sentiamo.
Ancora una spaccata ai danni di un locale pubblico del centro di Padova, è la 30ª in circa 2 mesi. Ad essere stato preso di mira dai ladri questa volta il bar caffetteria Carlotta di via Zabarella, locale gestito dalla figlia del presidente dell'Ascom di Padova, Patrizio Bertin. La stima dei danni è ancora in corso, il bottino dei ladri invece è consistito come d'abitudine in denaro, circa 200 euro, e bottiglie di vino. Sul posto sono arrivati i carabinieri allertati dalla stessa titolare dopo che si era accorta che la porta d'ingresso era stata forzata. Politica ed economia adesso, perché il dibattito sulla manovra continua ad essere forte. Ieri sera a Ring tra gli ospiti c'era il presidente di Confindustria Venezia Rovigo Marinese. Sentite come dice, cosa parla, come commenta l'azione del governo e la manovra. Sentiamo le sue parole. Ma qui il grande problema è che non c'è un centesimo di euro sugli investimenti. Qui il deficit si fa sulla spesa corrente. Non c'è un centesimo di euro sull'investimento. Allora bisogna spiegare ai nostri figli che qualcuno in generale decide di guadagnare 1.000 euro e di spenderne 1.100 non perché si compra una casa, non perché sta facendo un investimento, ma li spende da conto economico. C'è un governo, ci piacerebbe avere delle proposte, ma non degli spot pubblicitari, perché anche questa manovra è tutta da vedere. Sino all'altro ieri sembrava che fossimo all'1,6%, adesso siamo arrivati al 2,4%, bisogna vedere in questo documento di programmazione finanziaria quelle che effettivamente sono le misure. Se non lo capiamo diventa soltanto un litigio, e il litigio certo non fa bene né al Paese né ai cittadini, perché questa litigiosità mi preoccupa tanto. Chi litiga? Tutti, litighiamo tutti, tutti. Boccia esprime un'opinione, e dall'altra parte Calenda risponde dicendo che il Confindustria è leghista, e Di Maio con Confindustria non vuole parlare. Nel momento in cui si dice qualcosa a favore o contro qualcuno, automaticamente o sei per o sei contro, è un paese che secondo me sta rivoltando completamente il senso civico e il senso di appartenenza che tutti noi dobbiamo avere. Dalle parole di Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, a quelle della sindaca di Torino, Chiara Appendino, e parliamo di un altro fronte polemico, quello sulla questione Olimpiadi Invernali 2026. Come sapete il CONI ha deciso per Milano Cortina da portare al CIO a Buenos Aires, però Torino non molla, quantomeno l'Appendino non molla. Per quanto mi riguarda non è finita, ha detto stamattina la sindaca di Torino: se esiste Milano Cortina, cosa che non c'è perché non esiste un dossier, dice la sindaca, esiste anche Torino. Io credo che per correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini bisognerebbe mettere a confronto e ai voti le due candidature, ma come sappiamo la scelta di Milano Cortina è ufficiale ed è arrivata con una telefonata ieri mattina ai due governatori interessati. È una bella notizia, la dedichiamo a quei 2 o 3 lazzaroni che abbiamo trovato strada facendo, che dicevano che era tutta un'invenzione quella della candidatura di Cortina. Prendano atto che in Argentina Malagò ci va con la candidatura, al congresso del CIO ci va con la candidatura Cortina-Milano. Olimpiadi 2026, il CONI ha deciso, la candidatura italiana sarà rappresentata da Cortina e Milano. Un progetto innovativo, ha scritto il presidente del CONI Giovanni Malagò nella lettera al Comitato Olimpico Internazionale che ufficializza la candidatura, che includerà non solo le due città ma anche le rispettive regioni, Veneto e Lombardia, entrambe pronte a sostenere l'offerta e fornire le garanzie. A noi è stato dedicato tutto lo sci alpino, il curling, e poi ovviamente abbiamo anche tutto quello che riguarda il bob, lo slittino e lo scheletro. Quindi direi a pieno titolo le Dolomiti nelle Olimpiadi. Mercoledì 3 a Buenos Aires dunque il CONI presenterà la candidatura a 2, con buona pace per la sindaca Appendino, che continua ad attaccare il CONI e a sottolineare come la scelta della sola Torino sarebbe stata migliore. Intanto giovedì 4 Veneto e Lombardia partono con il primo incontro a Venezia. Ci confrontiamo con Stoccolma, vi ricordo, con Erzurum in Turchia e con Calgary in Canada, quindi siamo rimasti in 4, direi che ce la possiamo giocare. Tutta aperta la partita dei finanziamenti, se lo Stato si smarca l'occhio è sui privati. Voglio anche ricordare che CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, ci dà 980 milioni di euro per le Olimpiadi, e quindi come potevamo rinunciare a 980 milioni se non altro per il fatto che non avevamo subito disponibili 300 o 400 milioni. Un privato non avrebbe mai fatto questa rinuncia e noi ci siamo mossi da privati a questo punto. Ottimista anche il sindaco di Cortina, Gian Pietro Ghedina. Sono abbastanza convinto che
il governo sosterrà questa candidatura, che è una candidatura comunque italiana, una candidatura importante, è una candidatura forte che servirà e serve per il Paese non solamente in termini di immagine ma soprattutto in termini appunto di sviluppo. In tutto questo devo dire che comunque l'imprenditoria veneta, l'imprenditoria lombarda sicuramente hanno le spalle larghe per poter sostenere questo tipo di evento internazionale. Torniamo alla cronaca, c'è un aggiornamento sulla vicenda di cui abbiamo parlato in apertura, ovvero il 37enne di Mantova, Nicola Vignali, che ha ucciso il padre stanotte e poi si è consegnato alla polizia stamane a Verona. Gli inquirenti parlano di un omicidio violentissimo, quello avvenuto a Mantova, quando i poliziotti infatti sono entrati nella stanza al piano superiore dell'appartamento dove si è consumato l'omicidio. Hanno trovato la vittima, l'imprenditore 62enne, il padre dell'assassino, riverso a terra in una pozza di sangue. Secondo quanto raccontato dalla moglie dei suoceri che erano presenti in casa al momento dell'omicidio, l'uomo Vignali avrebbe colpito il padre con un coltello, presumibilmente da cucina, e poi avrebbe afferrato una statuetta con cui avrebbe ripetutamente colpito con violenza il padre alla testa. E ancora la cronaca con le ricerche in corso da ieri sera da parte del Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane e di Belluno per cercare tracce di un 72enne di Oderzo che era uscito ieri per funghi con due amici partendo dalla propria casera non distante da Malga Campo e si è perso nella zona di Passo San Boldo. Quando i due amici lo hanno perso di vista, dopo averlo inutilmente chiamato e cercato, è scattato l'allarme che è iniziato, che ha portato all'inizio delle ricerche alle 21. Una ventina di soccorritori hanno perlustrato sotto la pioggia tutta la rete sentieristica e l'area circostante, ma non sono state trovate tracce dell'uomo e la ricerca è ripartita questa mattina. Ed ora due giovani atleti di judo trevigiani di Vittorio Veneto che sono finiti all'ospedale intossicati per aver cercato di salvare un anziano da un appartamento in fiamme a Milano. Hanno sfidato le fiamme e il fumo per salvare quell'anziano intrappolato nell'appartamento e il fatto che purtroppo non ci siano riusciti non toglie nulla al loro coraggio. Fabio Tonon e Matteo Paier, maestro e allievo di judo a Vittorio Veneto, non vogliono farsi chiamare eroi, ma il loro gesto ha colpito tutti. Erano a Milano con l'associazione sportiva Judo Vittorio Veneto per partecipare a uno stage di Budo, una disciplina di arti marziali, quando la loro attenzione è stata catturata dal fumo che usciva dall'appartamento di via Moroni nel capoluogo lombardo. Sono riusciti ad abbattere la porta per tentare di entrare, hanno strisciato sul pavimento per non respirare il fumo, le fiamme vicinissime, mentre gli altri residenti della palazzina si mettevano in salvo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, purtroppo per l'anziano non c'era nulla da fare. Fabio e Matteo sono stati portati all'ospedale per l'ossigenazione, dispiaciuti per l'esito della storia, ma consapevoli di aver fatto tutto il possibile. La Commissione europea ha annunciato il cofinanziamento da 12,1 milioni di euro del progetto Venice LNG Facility per la realizzazione nel porto di Venezia di un terminal di gas naturale liquefatto. Il progetto, che ricorderete era stato presentato lo scorso aprile dall'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale e dalla società Venice LNG nell'ambito del programma Connecting Europe Facility, gode già di un finanziamento di 6,4 milioni con un precedente bando, raggiungendo così la cifra di 18,5 milioni di capitale finanziato. Il progetto prevede la realizzazione di un terminal costiero nel canale sud a Marghera, che avrà una capacità massima di stoccaggio pari a 32.000 metri cubi e che sarà in grado di gestire sino a 900.000 metri cubi all'anno di gas naturale liquefatto. Con l'annuncio di questo importante progetto ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla cronaca e da quella che da tutti è stata chiamata la truffa del peso della legna da ardere, che sta imperversando nella rete in questi giorni. È stata anche portata all'attenzione da Striscia la Notizia, tante le vittime anche nella Marca, come questa signora di Oderzo che ci ha chiamato e ci ha raccontato.
Ordino della legna, che ho trovato un annuncio in Facebook, 10 euro al quintale, era proprio un'occasione da approfittare. C'è una truffa online che sta colpendo particolarmente la Marca, si tratta della vendita di legna da ardere. Una truffa ben nota e resa pubblica anche in un servizio realizzato da Striscia la Notizia. Il venditore che si presenta alla porta arriva con molti più quintali di legna di quelli ordinati, in alcuni casi accompagnando la scusa di un errore, in altri proponendola come un affare, visto lo sconto che è disposto ad applicare sull'intera partita. Dato che ci sono, i clienti pagano la differenza per poi scoprire che addirittura il peso della legna acquistata non raggiunge nemmeno l'ordine effettuato. Con l'inganno a questa signora di Oderzo sono riusciti a sottrarle 300 euro. Ordino questi 30 quintali e mi arriva questo furgoncino, molto piccolo a dir la verità. E lui mi dice, qui ne ho 60. Mamma mia, dico 60 così poca? E io dico no, mi basta i miei 30. Mi scaricano metà furgoncino e vedo che è molto poca questa legna. E io dico, ma è sicuro che questi sono 30 quintali? Ma scherza, sono 30 sì. La truffa è ben architettata e collaudata, stando al gran numero di vittime che si rivolgono a questi presunti venditori rispondendo a un'inserzione pubblicata in un noto sito di vendite online. Ovviamente a nulla sono valsi i ripetuti tentativi della signora di incontrare il venditore. E dico, ma lei ha visto la legna che mi hanno consegnato? Lui dice no, ho incaricato i miei autisti a farlo. E io dico, la invito a venire a casa mia a vedere la legna che mi hanno scaricato, per conto mio quella è metà. Signora, io le prometto che vengo, questo è successo più di una volta. La signora vittima di questo raggiro vuole lanciare un appello perché quello che le è capitato non accada ad altre persone. Di non farsi imbrogliare come mi sono fatta imbrogliare io. E se succedono ste cose, di denunciarle. Avrei preferito queste 300 euro darle in beneficenza. Allora parliamo di lotta al tumore al seno. È iniziato ufficialmente l'ottobre in rosa in tutto il Veneto ed è salpato da Venezia il Vaporetto Rosa. L'ottobre rosa prende il via con la prima delle 5 tappe in laguna del Vaporetto che promuove la prevenzione del tumore al seno. Partenza da Piazzale Roma, direzione San Zaccaria. Al primo viaggio hanno partecipato, oltre che numerose Pink Lioness, la Presidente del Consiglio Comunale Damiano, la Vice Sindaco Colle e l'assessore al turismo Mar. È stato molto emozionante, c'erano tantissime persone e questa sfilata in Canal Grande, anche vista da tutti i turisti, è stata davvero bella. Ogni lunedì del mese toccherà diversi punti del territorio, anche la terraferma, San Giuliano, Marghera, anche le isole dove anche il dottor Dalben ci diceva c'è proprio bisogno di diffondere la cultura dello screening, della prevenzione anche in quelle zone della città. A bordo, medici specializzati hanno informato sulle attività di screening offerte dalla sanità pubblica nel veneziano, spiegando soprattutto alle più giovani l'importanza di monitorare i cambiamenti del proprio corpo, illustrando la tecnica dell'autopalpazione. Il tumore alla mammella sta crescendo in maniera esponenziale e non solo donne cinquantenni ma anche le più giovani, quindi la cosa importante, il messaggio importante appunto è quello di dire prendetevi cura di voi stesse e cercate di capire se ci sono cambiamenti nel vostro corpo e affidatevi ai medici. Il battello è dotato di uno spazio per le visite senologiche effettuate a bordo da staff specializzato. Tutto gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Le prenotazioni sono già tantissime, so che mancano solo quelle di Murano, quindi tutto il territorio è stato coperto, tantissime chiamate, tantissima partecipazione. Prossima tappa lunedì 8 ottobre con partenza da Parco San Giuliano. A proposito di lotta ai tumori, ore 13 fra pochissimo parliamo di salute e parliamo di umanizzazione in oncologia. Lo facciamo con Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, e Adolfo Favaretto, direttore di oncologia dell'ospedale di Treviso. Sono gli ospiti quest'oggi di Marta Marangon. Potete come sempre intervenire in diretta chiamando in diretta oppure con le vostre domande sulla pagina Facebook di Antenna 3. Questa sera poi 20:10, una puntata da non perdere davvero, perché ospite di Ferdinando Avarino è Giampaolo Manca, un ex esponente della Mala del Brenta che ha pagato e sta pagando il suo debito con la giustizia e che ha scritto
un libro proprio sulla sua esperienza e la sua storia, All'inferno e ritorno, un titolo che ovviamente riassume la sua esperienza di rinascita anche dopo l'esperienza nella mala del Brenta. E poi questa sera, la prima serata, martedì, torna la Champions League su Antenna 3 in prima serata. Dopo 20:10, dopo l'edizione flash del TG del Veneto, il miglior calcio europeo torna in televisione con i commenti sulle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. In studio nella popolare trasmissione tantissimi ospiti con cronache e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana e poi ovviamente le partite della Champions di questa sera. Appuntamento da non perdere dunque in prima serata con Antenna 3. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Torna ad essere asciutto e stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 2 ottobre. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sulla nostra regione il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto al mattino, ma in genere senza fenomeni degni di nota. Ampio soleggiamento invece col passare delle ore. Temperature stazionarie con minime comprese tra 7 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 16 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, al mattino il cielo sarà molto nuvoloso e non si escludono dei residui piovaschi sulle province orientali della nostra regione. Andrà meglio dal pomeriggio con ampio soleggiamento ovunque. Temperature sostanzialmente stazionarie con minime tra 8 e 9 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 7 gradi. Le massime invece si attesteranno intorno ai 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.